E che ci prepariamo di buono questa sera? È un polpettone, diciamo polpettone che voi vi appellate, sono melanzane fuori, arrosto di tacchino, formaggio e patate all'interno. Ditemi voi come lo vogliamo chiamare, per me è uguale. Eccolo qua. C'è un profumino a casa. Poi, visto che le patate ne ho fatte troppe, ho fatto anche queste qua. Sono sempre buone e sfiziose. Noi lo mangiamo. Nel frattempo lo andiamo a preparare. Detto mio marito, non è un polpettone, è una melanzana ripiena. È lui. Comunque è buonissimo. Andiamo. Come prima cosa iniziamo a cuocere le patate, stanno là, stanno cuocendo, quasi pronte. Come seconda cosa affettiamo una melanzana grande, erano due, però una mi ha abbandonato. Stava là, mi fissava da troppo tempo, io non ho avuto tempo, quindi ce n'aveva una più grande, l'ho fatta a fette e questa qua la vado a friggere. Una volta che le abbiamo fritte e le abbiamo fatte raffreddare, ce le sistemiamo così, una laterale, e queste qua quante ne sono mo? Vi fate 2 file. Ho schiacciato 3 patate, ho aggiunto, le patate le ho schiacciate calde, poi le ho fatte raffreddare, ho aggiunto un uovo, sale, pepe e formaggio grattugiato. Fate a piacere. Qua all'interno ci potete mettere quello che volete. Io ho un po' di pasta filante, galvanino, provola, quello che volete. La dovevo togliere un po' prima dal frigo, ma va bene così. Io ho messo arrosto di tacchino e ci mettiamo le patate qua al centro. Le patate le ho fatte in più perché dopo le faccio in padella, vi faccio vedere. Qua chiudiamo così e poi arrotoliamo così, piano piano. Eccolo qua, questo qua lo mettiamo un paio d'ore in frigo. Stavo dicendo pan carré, pan grattato. Ecco qua, questo qua lo passiamo qua. Questo qua lo facciamo in friggitrice ad aria. Ecco qua. Così. Poi vi ricordate le patate che ci sono avanzate? Le ho messe sempre in frigo. Una cosa semplicissima. Le passiamo nel pan grattato, le facciamo sempre in friggitrice. Eccole qua, io le metto in friggitrice ad aria 180 gradi. Anche lui, questo è il bello di avere la friggitrice con 2 cestelle. 15 minuti ed è pronto. E queste sono le patate. Se volete un effetto più croccante, un po' di olio. Io le ho fatte così.